buon primo passo, una svolta storica, perché appunto si passa dall'intoccabilità al fatto di doverne giustamente contenere il numero. Il Veneto potrà battere i lupi già quest'anno. Una svolta storica, dice l'europarlamentare Flavio Tosi, che viene sancita dall'incontro tecnico fra la conferenza Stato-Regioni e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin. Il decreto in ballo autorizza infatti le regioni a contenere il predatore e il primo passo per il Veneto sarà la selezione di 4 lupi da abbattere. Un percorso iniziato già da mesi che passa dal declassamento della specie approvato in Europa. L'anno scorso, con un forte impegno da parte nostra, di Forza Italia, del PPE, del sottoscritto in particolare, si è arrivati alla revisione della direttiva Habitat che datava 1992, declassando lo stato di protezione del lupo perché oggi non è più una specie così rara, nel senso che ce ne sono centinaia e centinaia di esemplari anche in Italia, in giro per l'Europa. La previsione di 4 abbattimenti in Veneto per il 2026 fa però storcere il naso chi si è speso per arrivare a questo risultato. E Tosi dice chiaramente che il numero è legato ai censimenti fatti nelle varie zone interessate, ma che in realtà la presenza dei lupi è molto più radicata. Il decreto prevede per il Veneto l'abbattimento nel 2026 di 4 esemplari, per altre regioni molti di più, perché per l'Emilia-Romagna 15, per la Toscana 22, per il Piemonte 16, perché il Veneto ha comunicato dei dati non corrispondenti, quindi bisogna migliorare la qualità dei censimenti in Veneto, perché in Veneto abbiamo più di 100 animali solo in Lessinia, ma ce ne sono sull'altopiano di Asiago, ce ne sono nel Bellunese, ce ne sono in pianura. E siccome si parla dal 3 al 5%, 4 sono pochi rispetto ai numeri reali. Il decreto prevede che si possano rivedere i numeri già dall'anno prossimo, ma per chi da anni chiede un'azione efficace per contrastare le predazioni e i danni causati dal lupo, il passaggio è addirittura epocale.